Estremismo in famiglia o provocazione infantile. Certo non sono passate inosservate le frasi usate da un bambino di 11 anni alle scuole di Cavarzere, che prima avrebbe riferito di voler andare in Siria, dallo zio combattente, poi addirittura di essere pronto a farsi esplodere in nome di Allah. Intendimenti che una compagna di classe del ragazzino ha poi riferito alla madre, che a sua volta l'ha raccontato sui social, facendo diventare la storia virale e muovendo gli stessi carabinieri, che stanno procedendo con tutte le cautele del caso trattandosi di minori. La donna su Facebook ha raccontato quanto riferito dalla figlia, chiosando il tutto con un'ironica benvenuta integrazione. Per il primo cittadino di Cavarzere la vicenda merita tutta l'attenzione possibile. Comunque sia, anche se, torno a ripetere, la comunità è sempre stata una comunità tranquilla, non si può prendere le cose alla leggera, insomma, quindi sono cose molto delicate, quindi è opportuno fare tutte le verifiche del caso. Usa parole di fuoco dalla Lega Pier Francesco Munari, candidato sindaco proprio a Cavarzere. Verifichiamo chi ospitiamo a casa nostra e se non condivide i nostri valori e i nostri principi che vadano altrove. L'invito. A sua volta il sindaco attuale vuole vederci chiaro e annuncia di voler incontrare la dirigente scolastica. A stretto giro sicuramente chiederò un incontro con la dirigente scolastica per fare un passaggio interno e capire cosa può essere successo e capire se effettivamente qual è l'entità del problema.